Domenico Menorello, portavoce di Padova Città Viva. Diciamo che cos'è Padova Città Viva? Non è nulla di nuovo, è quel gruppone di esperienze civiche, esperienze popolari che alle scorse amministrative per l'elezione del Comune di Padova ha raggranellato più di 11.000 voti e alle scorse regionali si è sempre attestata oltre il 10% nell'ambito della lista Tosi. E quindi siamo un gruppo di persone libere, appassionate della nostra città e che pensano che la politica sia innanzitutto parlare e decidere su contenuti precisi e non invece ammazzarsi sulla base di pregiudizi senza mai che si capisca se poi sotto c'è qualche questione di merito vera per la città o c'è solo uno scontro per bande. Già a partire da venerdì c'è il primo incontro rivolto alla cittadinanza, che è più di un convegno. No, è un semplice seminario per parlare di alcune questioni concrete, il primo di una serie di seminari che più o meno faremo una volta al mese e parleremo di mobilità. Sebastiano Arcoraci, volete ripartire dai contenuti, diciamo che questa è un po' la parola d'ordine, ma come la vedete Padova in quest'anno? Beh, noi la vediamo un po' bloccata Padova in quest'anno, sinceramente, molti annunci da parte del sindaco, ma finora risultati concreti, ahimè, pochi. Quindi noi vogliamo ripartire dai contenuti e fare in modo che i cittadini si sentano coinvolti nelle scelte programmatiche di questa città, che non può essere dopo Vicenza o dopo Rovigo, ma che deve ritrovare il suo ruolo di autentica capitale del nord-est. Padova è il centro nevralgico del Veneto, è il motore, ha rappresentato per anni un simbolo della laboriosità dei veneti. Oggi a me sembra che questa città si sia un po' chiusa, ecco, vogliamo Padova città aperta.